ci posa questa dentro. Sta nell'armadio. Io vado a lavorare. Sto sola. Ho 2 bambine. È difficile vivere senza collaboratrice domestica. 7 euro a ora, mi danno i 2 euro per i pullman. No, mai, sono andata a fare una domandina per ragazza madre, almeno per avere un aiuto, e mi hanno rifiutato perché dissero che il figlio portava il suo cognome e per loro non era una ragazza madre. Siamo 3 figli, 2 femmine e un maschietto piccolo. Una dopo di me che ha 14 anni, Titta. E poi c'è il più piccolo che ha 4 anni, Sergio. Cioè mio suocero già mantiene lui, a mio marito, però me li dà pure a me, però mica me li può dare sempre. Cioè, sempre c'è lavora, no? Quello che è successo. E io ho mia madre che è sola perché io non ce l'ho il padre e mia mamma vive di pensione. E con la pensione di tua mamma? Campiamo noi. Diciamo. C'è la nonna che provvede all'aiuto, o bene o male. Cioè, mia mamma e mio padre sono separati, quindi mio padre vive da solo con la sua famiglia. Non voglio niente, voglio solo serenità. Penso che a 29 anni, no, a essere già stanca, penso che è una cosa brutta. Sono 11 anni che noi stiamo insieme come convivenza, però ci sappiamo da bambini perché abitiamo porta a porta. Quando l'ho conosciuto avevo 15, quando vi siete fidanzati poi? 15 anni e mezzo. Lavorava come barista al Vomero, Piazzetta Arenella, però come aiutante perché lui non ha mai avuto un mestiere proprio professionale per sé. Può fare grandi cose. Può migliorare, può andare a lavorare, so che lui se avrebbe un lavoro, cioè, non lo perderebbe a nessun costo. Non sono abituata a stare lontana da lei, non ci ha mai fatto sentire questo distacco e quindi all'improvviso è stato un po' difficile. Mia mamma è sempre stata da sola, ci ha sempre portato avanti da sola e ha lavorato sempre. Che cosa faceva quando lavorava? La barista. Quando ha avuto difficoltà ha fatto pure altro, a livello di pulizie e cose varie. E poi all'improvviso evidentemente non ha saputo più come fare. Mi aveva preparato perché giustamente dovevo sapere pure io, no? Ma non sapevo proprio tutto. Però nello stesso momento voleva farmi sentire pronta perché giustamente poteva sempre succedere, come infatti è successo all'improvviso. No, magari io faccio la tombola e vengono perché dicono la ragazza ha bisogno, oppure faccio un cartellone. Cioè che cos'è il cartellone? Allora, il cartellone ce l'ho qua. È un... Aspetta, ora ti faccio vedere. Allora, ad esempio tu ti prendi 5 numeri, no? E mi dai 5 euro, giusto? Ognuno che prende un numero mi paga 1 euro. Esce il tuo numero.
hai preso 50 euro e 40 euro di guadagno li prendo io. Quindi ho ti do 5 euro, me li prendo veramente 5 numeri e ho preso questo qua, 42 e 60. Se ce la faccio dirò martedì perché domani vado al carcere e si impiega la giornata intera per andare a fare un 50 minuti di colloquio. Poi sabato mattina vado a lavorare e quando ritorno inizio a vendere. Appena ho finito tutti i 90 numeri io avviso a tutti: guarda, stasera vedete la stazione che te lo tiro. Sì, vieni. Questa è mia cognata che c'ha anche lei il marito tedesco. C'ha 4 figli e anche per lei la situazione è critica. Quanti anni hai? 32. 32 anni. Tuo marito? Sei in carcere a Poggioreale. Perché? È un reato vecchio, di 8 anni fa. Poi stava lavorando, siamo in questi 8 anni e se l'hanno venuto a pigliare a casa. Che cosa aveva fatto? Spacciava droga? Sì, 8 anni fa però. Ma il giudice che l'ha fatto arrestare ha indagato su che vita stava facendo tuo marito? E io pensi no, ma da lei, perché comunque c'è una cosa 8 anni fa. Però ci ha girato parecchi commenti, poi ci fa vedere dopo la verità che mio marito lavorava, perché comunque tengo 4 bambini. Questo per quanto tempo? Parecchio tempo. Tutto l'arco di 8 anni, perché lui se non l'ha fatto 2 o 3 mesi, poi dopo basta. Sì, nel suo passato sì, però non stavamo insieme. Sì, ha avuto un passato di tossicodipendenza, è stato in carcere, e diciamo tutto il suo passato. In questi 10 anni che voi state assieme, quante volte tu sei andata a Poggioreale? O comunque in altri carceri dove lui è stato? Una marea di volte, su tutti e 10 anni. Quasi tutti e 10, quindi tu in 10 anni non l'hai quasi mai avuto vicino? No. No, lui la prima volta che l'hanno arrestato io avevo 15 anni. Che andava a rubare, lui... Aspetta. Gennaro. Uè. Sì. No, stanno qua. Va bene? Sì, senti, ma Maria ha cucinato? Da mangiarlo? Faccio un attimo a Francesca. Ciao. Vai là, ha detto vai là. A Mariarca, a Titte e a Sergio, i 3 figli di Dora, in questo momento chi è che provvede a portarli avanti? Io. Con questo lavoro che fate? Sì, lavoro di pulizia, tutto, qualsiasi cosa c'è da guadagnare qualcosa sono presente io. Sono cresciuto con la mamma. Con la mamma che però lavorava? Ha sempre lavorato, sì. Sì, mia mamma era sempre a lavorare. Tua mio nonna padre pure? Era in carcere, eppure quando c'è stato comunque non è stato presente qui. Perché un po' non andava d'accordo, un po' che altri problemi aveva? La tossicodipendenza, penso. E provo rabbia, perché non è mai stato presente su niente, non ha mai cercato di aiutare mia mamma. Con la seconda, con la più piccolina, che lei ha un tipo di rapporto diverso. E a volte lo incontra, ci parla. Forse non è a conoscenza di determinate cose. È molto nata, lo comprende e lui se ne approfitta. Come mamma? Non manca a me, manca pure ai figli miei. 4 bambini che tutte le notti chiamano sempre quando trovano. Piangono i miei bambini, che poi erano padri affettuosi. Io ero incinta con lui. C'ho lei che ha 11 anni, la tengo in mano a psicologa. Gaida Michele, stai zitta. Fa 2 volte alla settimana psicoterapia e c'ha la maestra di sostegno, perché il distacco del padre lei ha avuto vari problemi. E la notte ha dagli incubi che comunque io sono da sola e non riesco a calmarla perché lei vuole il padre. O più grande non è che sta in un dialogo con me, perché più se lo tenevo con padre, però che l'anno è stato si è chiuso in se stesso. Se ha dato una cosa a me, ci ha riuscito a qualcun altro, ma non a me.
perché no che tenne paura che io potessi rispondere malamente. Stesse per non mi fa pigliare collera a me, ci ho dicianato, però non mi dice a me che sono la mamma, che io tu hanno padre, però poi bella e buona internutata fa sti cose che spettacchiami, lo secondo tengo un pannolino perché di notte adesso pisce sotto, che è successo 4 anni. Lunedì ho portato a lei a colloquio, ha avuto regalato un bracciale dal padre e mi ha fatto tutta la notte chiara con questo bracciale che se lo stringeva perché ce l'avessi dato il padre. Poi si rompe una cosa e stai da sola, non c'è le possibilità per fare passare gli sfizi a tuo marito. Viene una festa, vai e superi per andare avanti, però comunque stai da sola e non ce la fai. Lo stesso è pure per me, in tutte le maniere.